Eder, Mech, Pallister. L'orologio rosa scheggiato a Liliana, chi l'aveva dato? L'ho regalato io, adesso non mi ricordo in che occasione, comunque lei guardava sempre gli orologi, era innamorata degli orologi. In quel momento l'orologio potrebbe aver preso un colpo. Potrebbe essere anche difendendosi, alzando il braccio, ha preso appunto questo colpo. Cioè perché lei, mia sorella, era destrina, non mancina, perciò per difendersi, e l'orologio lo portava a destra, alza la mano destra, non la sinistra, e perciò è plausibile che l'orologio abbia preso un colpo. Succede che lei rimane tramortita e invece di essere soccorsa, appunto avendo anche questa fuoriuscita di sangue dal naso, dalla bocca, chi era con lei ha preso paura, gli avrà messo qualcosa proprio in testa affinché non sporcasse l'automobile, e può essere che dopo sia morta anche così, penso. Come dice il fratello, è un suo pensiero, una sua idea, cioè, io non posso, non lo so. Il problema è che mentre tutti si dannano per cercare di capire cosa sia successo a Liliana, tu stai lì bello tranquillo perché tanto sei convinto che lei si è tolta la vita da sola. Io spero che non sia così, lo spero. Ricordati sempre che se non si è tolta la vita da sola vuol dire che qualcuno l'ha uccisa. Non lo so, è questo che stiamo aspettando, cioè, sono cose che comunque gli inquirenti dovranno dare delle risposte. Non ho la minima idea, guarda, assolutamente. Non hai la minima idea, quindi tu queste domande non te le poni nemmeno? No, perché no, che non mi interessa. Diciamo che a te non interessa, ma fortunatamente alla banda degli onesti interessa, loro certe domande se le sono poste e loro non credono nel suicidio. Sono cose che pensano loro, evidentemente hanno una finalità diversa da quella, secondo me, di quello che loro intendono. Noi non crediamo che quell'orologio si sia fermato perché si è esaurita la batteria. È probabile che sia stato interessato da un colpo, comunque da un urto diretto che poi ha provocato effettivamente quella lesione. È suggestivo anche l'orario in cui si ferma l'orologio, che sono, la polizia scrive in atti le 21:20 e secondo noi invece sono le 9:20 la mattina, quindi anche perché Sergio scrive come di consuetudine un messaggio a Liliana alle 9:30, lei pressoché in tempo reale gli rispondeva, quella mattina invece non gli risponderà più alle 9:30. Non è escluso che lei, manifestando l'intenzione di andarsene da casa, non è escluso che non poteva andarsene da casa portandosi dietro qualcosa di cui era a conoscenza, non so. Cioè questa è un'altra, se vogliamo, congettura. Il fatto di non poter portare via da casa un segreto di cui lei era a conoscenza è sempre stata una mia ipotesi. Comunque Claudio, lei aveva paura di qualcuno forse? Questo potrebbe essere che sia successo, ma senza farmelo in qualche maniera capire. Io certe cose non te le dico, se no peggio per te, mai sentito. Cosa mi ha detto dicendo semplicemente ma certe cose è meglio che non ti dica, anche parlando della situazione familiare. Questo sì, posso dirlo, l'ho già detto, penso. Poi nei sacchi con Liliana c'erano anche delle formiche, come mai sono finite lì? Saranno state tirate, ecco, ma se c'erano solo poche, mi sembra 3 o 4, vuol dire che era poco il tempo che le formiche hanno avuto per poter colonizzare di più. Questo significa, secondo me, che lei è stata portata là e depositata la notte tra il 4 e il 5, poco prima del ritrovamento. E dove può essere stata tenuta in quel periodo? Forse nel furgone, come pensa qualcuno? Questa è un'altra bella domanda. Comunque è fresco. Era inverno, ma non tanto freddo per mantenere un corpo integro per 20 giorni. Ma il senso del discorso era che noi avremmo dovuto, ormai uso il condizionale, per forza, andarcene da soli da qualche parte, che poteva essere dalle ricerche dopo che sono emerse. Lei faceva qualche ricerca anche a Cesana, che non era detto che non poteva andare bene, se vogliamo, ma io ho proposto appunto Umago. Ci saremmo fermati con ogni probabilità dove dovevamo andare per 2 giorni più o meno, sabato e domenica o venerdì, sabato e domenica, e il lunedì eravamo sicuramente a casa e lei si sarebbe sistemata in casa mia. In questo stesso giorno mandava Sergio, il fratello, a
a casa sua, dopo aver dichiarato le intenzioni ufficialmente, Sergio andava a prendere le cose sue più urgenti, più indispensabili per il momento, a differenza di quello che dicono certi esperti che hanno detto che quelle non sono colpi ma graffi sugli alberi del bosco, e qualcuno ha detto che lei può essere caduta. Allora, se uno cade, prima di tutto quello che batte è le ginocchia, e i suoi calzoni non mostrano una caduta, e quello non può non essere più che evidente, per cui chi dice che lei è caduta battendo il viso, tieni le mani dietro per non farti un segno sulle mani, vai giù così. Quindi Sebastiano, secondo Claudio, in famiglia c'era un segreto che Liliana conosceva. Almeno questo puoi dircelo, perché se il segreto è in famiglia tu questo devi saperlo. Questo non lo so, sono cose che dice lui. Piuttosto, da queste sue cose che sta dicendo, perché non ci dice quello che ha detto a suo tempo durante una intervista, e cioè che loro si incontravano vicino al cimitero nel pulmino a bere gli spritz, perché lì c'era questo centro di smistamento. Questo io voglio sapere, capisci? Sebastiano, guardati il mio video di ieri sera. Centro di smistamento, lo dice il tuo amico, non lo dice certo Claudio. Dopo che andavano nella cantina, nella soffitta, per quale motivo? Che smistamento dovevano fare? Perché non risponde a queste domande quest'uomo? Liliana poteva anche essere in auto con Sebastiano, noi questo non lo sappiamo. Ma dai, per favore, no? dai. Beh, poteva anche averla dai, intercettata per strada, Gabriella, perché ogni volta alle inventarci 9:04 qualcosa. Ogni volta inventarci no, qualcosa, io non dai, mi sto per inventando favore. nulla, però Era in macchina con Sebastiano, ma dai, ogni volta tirate fuori qualcosa che si fanno, però Liliana alle 9 diciamo alle le cose come vanno doveva dette. essere in via Battisti presso il negozio di telefonia, e alle 9:04 Sebastiano è in via Carducci, è praticamente a neanche un minuto da via Cesare Battisti, quindi potrebbe averla intercettata anche lì. Però e poi portata con sé. Erano comunque vicinissimi, alle 9 erano nello stesso luogo entrambi. Anche Gabriele era vicino a Liliana, però lei ha sempre detto che con un'app aveva tracciato il suo percorso di quella mattina. Il percorso di Gabriele è tracciato proprio perché lei lo aveva il GPS, per cui noi sappiamo perfettamente dove è andata Gabriella. Invece Sebastiano a un certo punto non si sa più dove sia. Certo, fino alle 9:04 è tracciato, però Liliana alle 9 dovrebbe essere lì, nello stesso luogo dove è Sebastiano. Può essere che il corpo è stato depositato nel parchetto poco prima del ritrovamento? Queste sono le domande che mi sto facendo io da sempre. Cioè io aspetto proprio queste risposte per poter capire cosa è successo a Liliana. Se accediamo all'ipotesi che Liliana sia morta il 14 dicembre, ipotesi assolutamente plausibile per tutta quella serie di dati circostanziali che ci fanno supporre che possa essere così, è chiaro che se il 5 troviamo il cadavere in quelle condizioni, evidentemente è stato da qualche parte, ci può stare come ipotesi, a basse temperature che hanno chiaramente rallentato i processi putrefattivi del corpo. Ma poi sono stesso i medici legali che parlano di come una causa che avrebbe comunque favorito il decesso di una ipotermia d'ambiente esterno, quindi evidentemente delle tracce di questa condizione, insomma, di ipotermia, forse sul corpo l'hanno anche individuate. Sebastiano, quando non sa più che dire, dice sempre telefonata di 16 minuti o posto delle fragole. Sebastiano continua a chiedere cosa facevano qua Gabriella, Claudio e Salvo poco prima che venisse ritrovata Liliana. Liliana è stata trovata nel bosco, oltre questa casa, oltre il Museo dell'Antartide. Tu vedi il bosco dove era 500 metri, ma tu lo vedi, il sentiero non si vede. E allora come fa lui a dire che erano qua, che sapevano che Liliana era là? È impossibile. Adesso che sappiamo dove è stata trovata, giro l'angolo e so che laggiù, in quel bosco fitto laggiù, c'era Liliana. Quello tra Sebastiano e Liliana era un grande amore? Ma io credo che sia stato un rapporto, come dire, per non stare soli. Per non stare soli, perché anche quando si parlava delle vacanze io ero tutta euforica. Guarda, domani parto per la crociera, domani andiamo qua, domani andiamo là. Lei quando parlava dove vai? In Grecia. Ma come in Grecia? Eri l'anno scorso? Ma lui vuole andare sempre là. Gli dico, vieni con me in crociera. Quando io ho detto, stiamo un po' insieme io e te, ma no, lui è diventato rosso come un peperone, l'ha guardata, l'ha fulminata e lei mi ha detto,
E lui dove lo metto? Cos'è che non vi è mai tornato? Intanto il primo giorno perché non è stato chiaro, perché se io ti faccio la domanda com'era vestita, non lo so. Ma come non lo sai che hai detto che avete fatto colazione insieme? E poi mi dice che lui ha preso la macchina che è andato in città e poi ha fatto il giro delle pescherie, poi 10, 10 e mezza sono tornato a casa, ho lasciato l'auto, a me lo dice, 1000 per 1000, l'ho sottoscritto e dichiarato. Il 17 lo dice a me, questo orario, al 18 al telefono lo dice la Bergatrice. Allora siamo tutte e due bugiarde, eh? No, ma lui non si confonde, lui sa benissimo cosa ha fatto. Lui ormai è diventato un divo e per stare in televisione deve smentire tutto quello che diciamo noi. E così per lui non è un reato. Però quando lui mi dice sarà salita in auto con qualcuno, io ho detto ma guarda Liliana non è mica una scema. Ha 63 anni, neanche una ragazzina sale in auto con uno sconosciuto. Mi è venuto proprio così, guarda, non so neanche come. Non starai pensando ad un amante? Alla risposta di un marito di 30 anni insieme mi dice può anche essere, se ne poteva parlare. Quindi insinuando che Liliana fosse andata con l'amante voleva già incastrare Sterpin. Certo, perché lui non poteva sapere che Sterpin andava in questura a autodenunciarsi il 15, cioè a fare la sua dichiarazione. Guarda, non ho parole, perché a un certo punto parliamo del posto delle fragole. Loro erano là, Sterpin, Salvo e Gabriella, a fare che? Un'ora e mezza, non so quanto tempo erano fermi lì, proprio lì. Perché tu fai 10 metri di là e hai 150 metri, hai dove è stato trovato il corpo di Liliana. Perciò questo mi devono spiegare perché erano là. Dopo tutto quello che hanno detto, se è vero o falso non lo so. Poi il giorno dopo, guarda caso, il signor Sterpin va in questura a dire guardate, perché non andate a vedere là? Forse là non è stato visitato il posto, guardato. Quante volte ti aveva tradito Liliana nella tua vita? Ma che domande mi fai, scusa? Che tradimenti di cosa? Che dice lei? Dice la cugina? Assolutamente no. Assolutamente no. In realtà però pensiamo tutti che Sebastiano sapesse di questa storia ritrovata tra Claudio e Liliana. Lo sapeva anche Sergio? Sì, sì, sì. A nostro avviso Sebastiano Voi sapeva. avete bevuto la storia di Sterpin, questo amore che no, non noi non esiste. beviamo nulla, noi Questo abbiamo avete analizzato fatto. tutti, siamo dei Che il professionisti. signor Sterpin, Assolutamente ricordati, no, Sebastiano. per quello che ha detto. Sa perché sapeva Gianluigi? Se era Mi come fa che parlare, si deve, mi deve lui far a quest'ora parlare. era in galera. Mi deve far parlare. Per quello che, Sa perché che ha sapeva? detto. Che sono cose brutte che si dice di una donna. Primo, di una storia d'amore che non esiste, che non ha prove, non ci sono cose, testimonianze di questo amore. Ma la e neghi nessuno solo lo tu sapeva. una storia d'amore. Nessuno lo Allora, sapeva. veramente, Ma ci quale sono storia d'amore? ci sono tutti i Ma cosa messaggi stai del telefono. dicendo? Ma ci sono tutti i messaggi ecco, del spiegami, telefono. fammi vedere le prove, dai. Dimmi, mostrami le prove, Guarda che dimmi le i prove, messaggi e le prove telefonate. di questa storia d'amore, dai. Quello che dice lei, Ascolti Sebastiano, sono glielo cose che dico dice lei, io. perché Guardi, Sebastiano, non ho è una stesso- prova, non c'è niente Posso? che dimostri questa storia d'amore. Posso? È stesso la procura che chiude dicendo che esisteva questa relazione, Sebastiano. Nella richiesta di archivazione a pagina 6 la procura dice che Liliana aveva avuto la capacità di riallacciare una relazione sentimentale. La procura dice anche che il matrimonio era naufragato, perché la procura Perché ha dice ascoltato che tutte queste chiacchiere il che sono matrimonio era estremamente false. evidentemente insoddisfacente. Ma dai, questo che lui così, crede a ma quanto dai. la procura e ha fiducia. Non ci sono sull'operato prove, della non procura. ci sono Ma come prove. non c'è una non ci consulenza sono prove. informatica che non parla. ci sono prove di questo. Io ti amo, lo dico ai miei figli o comunque dai, all'uomo per della mia favore, vita. dai. Io ti amo, non lo dico, no? Non credo soltanto io, insomma. Ci sono dei Ma questa messaggi forti, indecenza di fortissimi, quest'uomo che signor si è Visentini. permesso di venire qua a dire certe cose. Ma Beh, io, no, guarda, mi questa è pento di un'altra avergli storia, dato però, una mano, perché per me avergli dato una mano significava, Sterpin, chiudiamo il discorso qua, andiamo avanti, aspettiamo che ci siano delle risposte da parte della procura. Questo era il mio intento. Ma la procura... E ti sarebbe piaciuto che Sterpin si fosse fermato, ma Sterpin al darti la mano ti aveva detto che ognuno avrebbe continuato le indagini per la sua strada. Piuttosto, da chi è stata cancellata quell'ultima chiamata tra Liliana e Claudio? Da Liliana, è stato detto, adesso
non so da chi, però comunque ho sentito che è stata Liliana a cancellare questo... Sebastiano, stai cominciando a confondere quello che dicono i tuoi amici con la verità. La novità delle ultime ore però è un'altra. La albergatrice Jasmine sarebbe stata minacciata da qualcuno. Andiamo a vedere cosa è successo. La cosa nasce dopo la mia intervista a Quarto Grado, 20 giorni fa circa. Il giorno dopo la trasmissione ho ricevuto una telefonata da un'amica di Sebastiano con tanto di numero di cellulare visibile. Si è presentata come amica di Sebastiano e Liliana, ma se fosse stata amica di Liliana avrebbe voluto anche lei la verità per Lili. Mi ha insultata perché avevo raccontato quelle cose nella intervista di Quarto Grado, dandomi anche della bugiarda e avvisandomi di stare attenta prima di aprire la bocca. Ho dovuto fare una denuncia. Se scoprono che questo telefono è collegato con amici di Sebastiano non si metterà bene per lui. Hai visto ieri sera come si è alzato e si è avvicinato alla signora protestando? Te lo immagini arrabbiatissimo da solo con la persona che ha da aggredire? Senza le telecamere. Nessuno ha visto il vero sguardo di Sebastiano da incazzato. Io sì. E fa davvero paura. Sguardo da pazzo furioso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.